L'arte di mangiare bene dal 1989, una tradizione della famiglia Filippi nei 20 anni trascorsi a Campodarsego, in via dei Toni 22, a 2 passi dal centro, dove Giovanni, il capostipite con la moglie Leopolda, ha condotto il ristorante da Giovanni, coinvolgendo anche i figli. 20 anni di ristorazione, in aggiunta all'esperienza maturata in precedenza, hanno portato ad essere il locale di riferimento non solo a Campodarsego. E per questa tappa importante della storia del locale e per l'attività la famiglia Filippi ha voluto una serata di festa. Un po' di storia del ristorante l'ha raccontata Giovanni Filippi. Non è cominciato con una voglia di fare ristoratore, bensì poco alla volta, facendo non so, delle esperienze così come cameriere, eccetera, vedendo la gente, il contatto con la gente. E ho cominciato così, prima come dipendente e poi come socio e dopo come proprietario, sempre con l'aiuto della mia famiglia alle spalle, e un valido veramente aiuto. E sono arrivato qui a Campodarsego con l'esperienza di un altro locale a San Giorgio delle Pertiche, che più che ristorante era pizzeria, e da là, dopo una decina d'anni, siamo venuti qui a Campodarsego. Quindi adesso questi 20 anni trascorsi, quindi un po' di ricordi di questa bella storia. Ricordi è che possono essere questi che da un'esperienza in affitto a un'esperienza da proprietario è tutta un'altra cosa. Si dà la vita, ci dà, come si dice, l'anima per tirare su un ambiente e per farci conoscere, visto che questo ambiente non era all'auge. E piano piano abbiamo, con l'aiuto della mia famiglia, abbiamo tirato su un locale che adesso è conosciuto non solo a Campodarsego ma in quasi tutta la regione, e speriamo che continui a essere in auge, con l'apporto appunto dei figli e della moglie, e che Dio ci la mandi buona, insomma. Una serata all'insegna del gusto per festeggiare il traguardo con un conviviale del tutto particolare tra amici, clienti ma anche tante autorità. Benvenuti a festeggiare i nostri primi 20 anni, è stato il filo conduttore sotto il segno della passione e dell'amore che hanno caratterizzato in questi anni di lavoro al ristorante da Giovanni a Campodarsego. Una serata di festa per raccontare con i piatti preparati la storia del ristorante, affidato nella conduzione da qualche anno nel cambio generazionale a Massimiliano Filippi. Una tradizione di famiglia che prosegue con Massimiliano. Sono 5 anni che io ho preso diciamo così, la direzione e le pubbliche relazioni per quanto riguarda la nostra azienda, chiamiamola così, con i dovuti passi per il cambio generazionale, non troppo avventati, sempre con la guida e la scuola guida che mi ha insegnato mio padre, e finora abbiamo riscontrato un discreto successo. Siamo contentissimi, e anche lui già dall'inizio così titubante, adesso mi fa i complimenti, mi ringrazia, mi dà carta bianca tante volte. A Campodarsego da Giovanni è un punto di riferimento della ristorazione. Diciamo che il nostro obiettivo era questo. Ultimamente siamo diventati punto di riferimento per i centri, le aziende e tutti i centri direzionali delle aziende. Abbiamo fatto una scelta, abbiamo scelto il target sempre con umiltà. Infatti mia madre dice sempre un passo avanti e due avanti e uno indietro per umiltà. E questo è stato un grande insegnamento per me. Non solo l'accuratezza della scelta gastronomica ma anche quella della carta dei vini. Quella è proprio opera mia, uno studio di almeno 2 anni, ho voluto esagerare, diciamo così, però ho avuto dei riscontri positivi e sono veramente contento, la gente la capisce, è molto intuitiva, è semplice, senza esagerare. Quali sono le soddisfazioni che più aggrada per un ristoratore? Almeno parlo per me. Il fatto che il cliente continui a tornare, che abbia il punto di riferimento sia il ristorante da Giovanni, e i complimenti che ci fanno all'uscita, che io doverosamente riporto alla cucina dove ci sono i pilastri del nostro ristorante, mio papà e mia mamma, che ringrazierò per sempre, e appunto il fatto che la gente prenda come punto di riferimento il nostro
nostro locale. Sin dall'aperitivo di benvenuto la serata è stato un susseguirsi di manicaretti impreziositi dall'arte culinaria, partendo dal baccalà su crostoni di pane, polipo con sedere e patate bollite, insalata fredda di tonno, prosciutto crudo di Parma, soppresse in fiori, insalata di pollo, palline di formaggio arlecchino, fagioli in potacin, polpettine piccanti, bocconcini di specche e bufala, tortini caldi come ricevenda. Per passare poi ai piatti del risotto agli asparagi, di lasagna al forno, tronchetti di crepes e carciofi, prosciutto crudo, a seguire formaggio grana, prima di un purpurì di Macedonia con ananas e fragole e i dolci di credenza, in un finale esaltante, il tutto accompagnato dai vini Brut Rosé, Cabernet Sauvignon, Pinot Grigio, Bianco di Custozza Passito e Cartizze di Valdobbiadene, rigorosamente scelti da Massimiliano Filippi, grande intenditore ed esperto, nonché cantiniere di Casa Filippi. 20 anni di storia della ristorazione. Sì, direi una storia fatta di tanto impegno, di tanta fatica, portata avanti da papà Giovanni e da mamma Leopolda, che in assoluto credo siano stati maestri anche per i loro figli. Una grande fortuna poi quella di trovare anche un proseguo generazionale nella persona in modo particolare di Massimiliano, che davvero è diventato un po' il cuore pulsante di tutta la famiglia. Non fosse altro per la vera passione soprattutto per i vini, ma anche per la fantasia in cucina e soprattutto per l'accoglienza. Devo dire che è una famiglia che è riuscita a trasformarsi investendo parte, tanto denaro, parte anche del loro tempo, ed è migliorata diventando a tutti gli effetti uno dei ristoranti più noti e famosi, non soltanto nella zona di Campodarsico, ma anche un po' in tutta l'Alta Padovana. Tra le tante autorità che hanno risposto all'invito della famiglia Filippi per festeggiare il traguardo del ventennale hanno partecipato il primo cittadino di Campodarsico Paola Candiotto, il parroco Don Paolo Rizzato, il presidente dell'Appe Angelo Luni, il comandante dell'Unione Campo Sampierese della Polizia Municipale Walter Marcato, il direttore della filiale della Cassa Rurale dell'Alta Padovana Filippo Turrino, tutti uniti per festeggiare con la famiglia Filippi il traguardo di questa passione di un'arte del mangiare bene che prosegue nella tradizione familiare che Giovanni ha saputo dare al ristorante.